Terza corsa, prova, come detto in precedenza, per i gentleman proprietari in salchi ai cavalli anziani. Sono in 9 al via. Favoriti Zeco Rajoy e Voldemort Null in una corsa comunque molto incerta. Questa volta Angelica la prende da distante, prende già velocità prima di arrivare a tiro degli altri concorrenti. L'autostart entra in addirittura tra 100 metri. Avrà il via questa terza corsa dal Savio di Cesena. Problemi per 01 MMG, sbaglia Veracecchi, cerca di andare davanti Ramses, ma all'interno c'è Zeco Rajoy che è partita MMG, molto bene e si difende alla corda. Cerca di andare nei paletti Veracecchi, che però è un filo in difficoltà per il momento. Rimane secondo Ramses, in terza posizione Uragano Spritz dalla seconda fila a precedere Val di Sole. Allo scoperto Udet Jet che precede Voldemort Null, quale cerca di venire via alla retroguardia Angelica. 14,5 la spesa iniziale per Zeco Rajoy per rimanere al comando. 29,2 per i primi 400 metri di corsa. Arriva con decisione al largo Matteo Zaccherini con Voldemort Null, cerca di portarsi subito al lato di Zeco Rajoy, che nel frattempo continua a camminare. 44,4 per i primi 600. Davanti alle tribune continua a ritmo svelto Zeco Rajoy, sempre avanti a Ramses, a Uragano Spritz. All'esterno Voldemort Null, in pariglio Udet Jet. Quarto lungo la corda è Val di Sole a precedere la sola Angelica. Un'altra fazione molto svelta davanti alle tribune, 58,8 per la metà gara di Zeco Rajoy, che si sta isolando da Ramses e da Voldemort Null, che piano piano cerca di scavalcare quest'ultimo, ma al chilometro in 1:13,7 Zeco Rajoy ha preso 20 metri a tutto il resto della compagnia. Prova a passare secondo Voldemort Null, si trascina Udet Jet in mezzo alla pista, si mette Angelica dalle retrovie, la dritto opposta alle tribune, passata ancora in 14,5 da Zeco Rajoy, che ha 350 metri da gestire, un vantaggio davvero importante. Scatta Udet Jet che cerca di portarsi su Voldemort Null. Zeco Rajoy ancora in vantaggio, un po' più stanca rispetto a prima, ma il margine per ora è rassicurante. 15,5 la curva, segno che in effetti un pochettino si è rallentato, ma ormai la vittoria se l'è costruita da tempo. Zeco Rajoy, che a 50 metri dalla conclusione ha già chiuso la partita, vince facile con Leonardo Vastano che esulta. Successo di Zeco Rajoy, mentre per il secondo scatta Uragano Spritz, che coglie la piazza d'onore avanti a Udet Jet. 31,3 ad arrivare, un po' stanca ovviamente, 1:14,9 il ragguaglio cronometrico, ma Zeco Rajoy ha inscenato la fuga vincente. Nicola Merol al training, Leonardo Vastano che guida ed è proprietario della figlia di Majestic Son, e mieti il successo della 6 anni di Leonardo Vastano, che rivediamo esultare sul palo e congratularsi, ringraziare la propria pupilla. L'esultanza del numero 1 Zeco Rajoy, Leonardo Vastano.